Ciao Massimiliano, buon Ciao. pomeriggio a tutti. Intanto grazie mille per questa opportunità per raccontare quello che è un po' il progetto delle Cesarine e come si inserisce all'interno, diciamo, di questo Meet Forum e quindi come attrattore e come possibilità di sviluppare quello che è un prodotto turistico basato sul food. La nostra storia inizia come una piccola associazione, un'associazione locale che nasce chiaramente a Bologna, quindi la patria, non me ne vorrete, del cibo, e che aveva come obiettivo quello di portare dei viaggiatori curiosi e quindi di fare delle esperienze gastronomiche all'interno delle case dei locali. Quindi questo è stato il punto di partenza. Chiaramente da un network locale e con direi una trentina più o meno di cuoche su tutta l'Emilia Romagna, ad oggi il nostro network conta circa 1500 host che spaziano dal Trentino fino alla Sicilia, alla Sardegna, quindi coprono circa un 456 destinazioni ad oggi, quelli che sono sia, chiamiamole le destinazioni principali e quelle minori, anche se minori non mi piace molto come parola, però tutta la bellezza di quelli che sono i nostri borghi e comunque i territori meno conosciuti. Quello che facciamo è organizzare esperienze gastronomiche come pranzi, corsi di cucina, visite al mercato, che mettono al centro sia le Cesarine sia chiaramente i viaggiatori, coloro che vogliono scoprire la realtà di un luogo partendo, se volete, dal cibo e quindi dalla tavola. Sicuramente il lavoro più, diciamo, complicato e laborioso è stato quello di mappare tutte le Cesarine, quindi un lavoro che abbiamo fatto non solo diciamo con il passaparole, con l'affermarsi del nostro brand, ma anche attraverso strumenti digitali, quindi inizialmente una serie di campagne principalmente sui social media e quindi targetizzate, geolocalizzate, che potevano attrarre coloro che avevano la passione della cucina e che volevano condividerla con ospiti provenienti da tutto il mondo. Questo ci ha permesso di raggiungere oggi questo diciamo, risultato in termini di host e ci permetterà sempre di più, spero in futuro, di avere un numero maggiore di Cesarine proprio per rappresentare quello che è il nostro patrimonio culinario, quello del bel paese. Volevo aggiungere che la selezione della Cesarina è un passaggio per noi fondamentale, quindi segue tutto un processo abbastanza, come dire, lungo e strutturato, che parte appunto da una candidatura che può essere una candidatura anche spontanea o che arriva da una campagna. Eh, Anche considerando il fatto che abbiamo avuto un'ottima risonanza nell'ultimo anno soprattutto, quindi le Cesarine in TV con un programma su Food Network condotto da Chiara Macci che si chiama l'Italia Morsi, il riconoscimento di comunità diffusa slow food, il fatto di aver scritto insieme a loro un libro diciamo, a quattro mani che contiene 50 ricette. Quindi diciamo che quando l'host arriva sulla piattaforma e già qualche informazione rispetto a quello che siamo, procede con una candidatura dove deve indicare qual è la passione, qual è il motivo per il quale vuole candidarsi, se ha dei ricettari di famiglia, quanto conosce bene le tradizioni locali, perché le Cesarine fanno solo cibo del territorio, quindi del territorio dove risiedono chiaramente, e descrivere un po' qual è la tipologia diciamo, di ambientazione, quindi anche la loro casa, che è un aspetto fondamentale per noi, quindi non chiaramente una casa di lusso o chissà con quali caratteristiche, però un'atmosfera davvero italiana. E quindi uno degli aspetti che vediamo, soprattutto in tutte le recensioni che riceviamo, è proprio la connessione con il locale, quindi la parte più importante dell'esperienza è chiaramente il cibo e quindi un'esperienza di qualità, ma soprattutto la connessione con persone del luogo che hanno dei punti di vista sicuramente diversi rispetto, se volete, come dire, un percorso turistico un po' inflazionato, no? Come dicevamo, come ho sentito dire negli interventi precedenti, no? E quindi tutta una cosa strutturata e a prova di turista, no? Quel menù turistico che
come dire, non penso che a nessuno di noi piaccia, e quindi davvero un'atmosfera di casa, quindi si creano delle sintonie stupende tra gli host e i clienti. Potrei raccontarvi un miliardo di aneddoti di host invitati a dei matrimoni in America, piuttosto che promesse di matrimonio fatte in casa delle cesarine, quindi davvero una bella rappresentazione dell'umanità. E tornando al processo, quindi ho un po' divagato, però tornando al processo, dopo la prima parte appunto di candidatura, c'è un team apposito che fa uno screening di tutte le candidature che vengono qualificate per poi sostenere un colloquio con coloro che diciamo rispettano questi requisiti di cui vi parlavo. Successivamente alla fase del colloquio inizia tutto il processo di onboarding, che è quindi la messa online del profilo, requisiti tecnici che le cesarine devono avere, per poi permetterci di metterle alla vendita attraverso la nostra piattaforma e chiaramente canali terzi, perché non lavoriamo solo, diciamo, lato B2C sul nostro sito, ma abbiamo partnership con i principali players del turismo, dalle grandi online travel agency, ma anche tutto il settore dei tour operator, quindi delle agenzie tradizionali, e anche, se volete, non solo la parte individuale, quindi diciamo più leisure, ma anche la parte più legata al mais, quindi conferenze, eventi, attività di team building a tema cooking, eccetera. Bene. Ma io, guarda, quando ho pensato al tema, al macro tema di quest'anno, devo dire che mi siete venuti in mente subito voi, perché è proprio il classico esempio di un attrattore lattente, ossia la cucina, la tradizione culinaria locale che voi siete riusciti davvero a trasformare in attrattore e in prodotto turistico. Io ho sentito un po' di numeri, cioè non si tratta di un progetto, ma si tratta comunque di un qualcosa che è già in itinere, che ha potenzialità di crescita ovviamente impressionanti, ma che voi siete riusciti a fare. Immagino anche con tantissime difficoltà dal punto di vista amministrativo, legale, perché c'è un framework legale che va rispettato, dove e comunque immagino che non sia stato semplice muoversi. Quindi intanto ti volevo fare i complimenti e ti dico, secondo te, ti faccio una domanda, secondo te questa tipologia di quali altri attrattori latenti vedi così evidenti che possono essere, lasciami passare il termine, cesarinizzati? Cioè, perché voi vedo proprio un caso di best practice di quello che dovrebbe essere applicato anche in altre tipologie, tantissime tipologie di attrattori che noi conosciamo. Allora, guarda, penso sicuramente che tutto il mondo dell'artigianato in sé, quindi in un concetto un po' più ampio, tutto quello che è fatto a mano, tutto quello che è anche la tradizione che ci portiamo dentro, no? Come Italia, dalla produzione, non so, di un violino, piuttosto che di un artigianato tipico di una determinata regione. Qui, insomma, la Sardegna ne è ricca, mi vengono in mente i tessuti, quindi tutto quello che può rappresentare qualcosa che è un po' off the beaten path, passami questa espressione, tutto quello che è difficile da scoprire, tutto quello che il modo con il quale abbiamo sempre concepito il viaggio, no? Quindi magari dall'agenzia di viaggi tradizionale anche ai percorsi che ci vengono proposti, sia un valore aggiunto e quindi qualcosa in più. Secondo me è fondamentale anche il fare rete, no? Che è un po' il motivo anche per il quale siamo qui, quindi un tema di trovare delle sinergie tra diversi operatori che magari non si occupano della stessa cosa, ma proprio per questo possono creare un pacchetto turistico integrato che abbia un grande valore. Noi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto con realtà che sono, se vuoi, abbastanza legate al mondo del cibo, quello che può essere il vino, perché abbiamo una partnership con ONAV, l'Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino. Chiaramente cibo e vino viaggiano poi sulla stessa lunghezza d'onda, così come con l'olio, quindi diciamo con delle eccellenze poi italiane, ma anche cercando di unire dei percorsi che possano essere appunto legati, ecco, a quello che è il mondo dell'artigianato locale, e
tutte quelle esperienze che un turista, anzi un viaggiatore, che mi piace più come parola, non riuscirebbe a scoprire da solo, e quindi dobbiamo, secondo me, aiutarlo a scoprire quali sono veramente le bellezze del nostro paese e quelle che sono le nostre tradizioni, che non dobbiamo fare morire, quindi ha un duplice valore, no? Da una parte è una cosa interessante per chi la scopre, dall'altra è un valore importantissimo per noi, perché sono le fondamenta di quello che è il sistema, anche il sistema Italia, se vuoi, in un senso molto, molto più ampio. Posso fare una domanda a Sara? Dunque, ci piacerebbe comprendere un po' la profilazione del vostro target. Più italiani, più stranieri, fascia di età, ci puoi dare qualche informazione? Certo. Allora, principalmente si tratta di un target straniero, ed è comunque il primo test che abbiamo fatto a livello proprio di partenza del progetto, no? Di go-to-market. Quindi target straniero, principalmente donne, o comunque donne, quelle che poi prenotano le nostre esperienze, ti direi dai 45 anni circa in su a salire, un ceto medio-alto, con una buona anche, come dire, un buon profilo culturale, con il desiderio appunto di scoprire qualcosa di nuovo. Questo è stato l'inizio, soprattutto un mercato americano. Ti direi che l'80% del nostro business del 2019 era principalmente americano. Sono anche quelli che hanno un maggiore effetto wow, no? Rispetto a un'esperienza di questo tipo, quindi entrare in contatto proprio con delle vere famiglie italiane. Americani seguiti da altri mercati sempre stranieri, quindi quello che può essere UK, Germania e Francia come country di riferimento. Dopodiché, con l'inizio del 2020, insomma, di quello che tutti sappiamo, abbiamo cercato di spostare, cioè ci siamo resi conto che effettivamente il nostro progetto non è interessante solo per un turista straniero che vuole scoprire come vive una famiglia italiana, ma anche per un viaggiatore italiano che vuole scoprire qualcosa di più della terra alla quale appartiene, quindi magari la tradizione, banalmente la tradizione di un'altra località o di un altro posto che va a visitare. E quindi ti devo dire che stiamo avendo buoni risultati anche con il mercato interno, quindi il mercato di prossimità, anche per ovvi motivi, perché voglio dire, dai discorsi che abbiamo fatto prima, insomma, viaggiatori stranieri forse li rivedremo tra un pochino, quindi è stato un buon spunto anche per concentrarci su un mercato interno, se vuoi. Abbiamo anche lanciato tutta una serie di un progetto al quale teniamo molto, che è quello dei corsi di cucina online, per mantenere un po' un filo conduttore tra quelli che erano i nostri clienti prima e quelli che saranno i nostri clienti, insomma, già nel 2021. Quindi tutta una serie di lezioni che le Cesarine tengono online, dove raccontano quello che chiaramente avrebbero raccontato durante un'esperienza fisica. Non è proprio la stessa cosa, perché cioè, il contatto umano ha un valore troppo importante in un'esperienza di questo tipo, però è un buon modo, ed è stato veramente particolarmente apprezzato, per comunque vedere un altro posto, stando comodamente seduti a casa. E quindi, non so, abbiamo Cesarine che durante i corsi di cucina online, sembra una fesseria, però mostrano che cosa vedono dalla finestra e impazziscono le persone, quindi magari, non so, il terrazzo che si affaccia a Firenze, o piuttosto che il cupolone di Roma, quindi insomma davvero abbiamo raccolto davvero tanti riscontri positivi. Bene, Mi sa che abbiamo... molto, molto interessante. C'è una domanda che arriva dal pubblico, che è un po' relativa a una cosa che hai detto prima, cioè il privilegiare il cibo del territorio, che mi sembra un'ottima cosa, no? Fare un ragionamento generale su un attrattore, però poi calarlo nella piccola realtà locale. E la domanda è, ma nell'immaginario collettivo di un americano, spesso la lasagna bolognese, piuttosto che, voglio dire, ci sono delle cose che sono degli stereotipi. Ecco, queste ve le richiedono anche se sono ad esempio in Trentino?
Sì, Sì. sì, purtroppo ti devo dire di sì, e mi fa molto piacere che sia arrivata una domanda di questo tipo, perché se vuoi il nostro obiettivo, anche se non vogliamo essere troppo presuntuosi, è anche quello un po' di fare un educational sul cibo italiano e quindi di sfatare questo mito di spaghetto bolognese, cosa che capita spessissimo, piuttosto che altre ricette che non sono assolutamente della nostra tradizione. Ci sono però dei piatti che le cesarine propongono, per esempio, non so, una pizza fatta in casa piuttosto un tiramisù, che propongono, se vuoi, su tutto il territorio nazionale, perché sono piatti della nostra tradizione, a prescindere dal fatto che tu stia a Cagliari o che tu stia in Emilia-Romagna, quindi fanno parte della nostra cucina, però sono sempre rivisitati con, diciamo, ingredienti locali, perché sono quelli che le cesarine utilizzano. Proprio su questo, uno degli obiettivi del nostro progetto è non solo di favorire la microimprenditorialità chiaramente femminile e quindi di far fruttare delle passioni come quelli della cucina, ma anche di sostenere tutta la filiera corta e quindi tutti i players, diciamo, se volete, a centimetro zero, no? Non me la voglio immaginare neanche a chilometro zero, ma davvero a centimetro zero, quindi dalla cesarina che ha l'orto alla cesarina che va dal contadino e acquista direttamente dei prodotti che poi fa assaggiare agli ospiti, che gli ospiti possono eventualmente anche, diciamo, acquistare direttamente dal produttore, quindi si innesca tutto un sistema positivo che porta un beneficio a coloro che fanno l'experience, ma anche, diciamo, alla realtà locale. Grazie Sara, non so a voi, ma a me è già venuta voglia di prenotarmi qualcosa dalle cesarine, Max. Che Anche a me, dici? guarda, un'esperienza incredibile. Dobbiamo farla assolutamente, quindi Complimenti ci vogliamo ancora. essere. Complimenti anche per la Grazie. passione e la bravura con la quale comunque hai mostrato a tutti gli ospiti del Meet Forum questo bellissimo progetto.